Allora, una domanda è questa. È chiaro che poi si decide il ballottaggio e quindi sarebbe un po' presto mettere le mani avanti, però voglio dire, in una regione come il Veneto, in mano al centrodestra, Padova ha già un sindaco di centrosinistra e Verona ha già un sindaco di centrosinistra, quindi si potrebbe formare un polo, un vero e proprio sodalizio, non so come lo vuoi chiamare eventualmente. Il nostro progetto, la nostra proposta è costruita su Vicenza e per Vicenza, l'abbiamo chiarito tante volte. Abbiamo fatto una scelta molto diversa rispetto a quanto hanno fatto dall'altra parte, no? Nel senso che noi abbiamo detto pubblicamente che non abbiamo fatto campagna elettorale con la presenza di leader nazionali perché ci interessava tenere la partita e la discussione sulla città, anche perché i vicentini sceglieranno il sindaco il 28-29, non sceglieranno né i ministri né i segretari di partito. Rucco ha portato qui Salvini 3 volte, tra l'altro mi dicono che sia qui anche oggi, Salvini 3 volte, è venuto qui Urso, è venuto qui Giorgetti, ecco, però 28-29 credo che i vicentini dovranno scegliere chi fa il sindaco e quindi non lo farà né Urso né Giorgetti né Salvini, lo fa Rucco se vince Rucco e lo facciamo noi, se lo faccio io se vinciamo noi. Quindi ecco, tenerla sul livello locale è più importante. Su Padova e Verona, finisco, Scusa. più che la questione dell'asse eccetera, la questione è un'altra. Noi abbiamo iniziato questa campagna elettorale al teatro comunale con i sindaci di Padova e Verona per dire che la grande forza, la grande opportunità per la nostra città è quella di dialogare con le altre città vicine a noi, costruire politiche culturali insieme, politiche sulla mobilità insieme, quindi abbiamo una grande possibilità che è quella di lavorare insieme, in questo caso la politica però non c'entra niente. Però sarebbe un segnale, tra virgolette, forte avere comunque tutto il Veneto, diciamo, centrale verso la Lombardia a sinistra rispetto alla giunta che invece di destra. Sarebbe politicamente o come forze politiche. Sapete bene che le città e il Veneto sono due cose da sempre molto diverse. C'è stato un tempo in cui addirittura il centro-sinistra governava, non so se tutte, ma quasi tutte le città del Veneto. Sono due storie molto molto diverse. Noi chiaramente siamo concentrati su Vicenza. Rimanendo su Verona-Padova, no? Seguendo un po' il collega, su Verona c'è la questione di AGSM-IM, quanto potrebbe influire positivamente avere una gestione che dal punto di vista amministrativo sia politico sia coincidente, e l'altra cosa, anche se non di competenza stretta dei comuni, le facoltà che ci sono qui a Vicenza sono essenzialmente quelle che dipendono dalla Università di Padova e Università di Verona. Quanto potrebbe essere utile anche in questo caso averci un qualche tipo di coordinamento più facile politicamente, anche se poi gli accordi si possono trovare anche con colori diversi? Mettiamola così, le aziende sotto quelle grandi, importanti, pubbliche, penso GSM e IM, cioè aziende che fanno miliardi di fatturato, vanno gestite bene e d'accordo sempre, cioè il problema non deve essere se la giunta è di destra o la giunta è di sinistra, perché la questione è farle funzionare, e quindi anche se a Verona ci fosse un sindaco di centrodestra e dovessimo vincere le elezioni o viceversa, il tema è che è assurdo trasformare aziende pubbliche che fanno l'interesse dei cittadini in scontri. È diventato un campo di battaglia, esatto, ormai. Stavo per dire questo, in campi di battaglia e in luogo di scontro. Quindi l'impegno che ci prendiamo noi su GSM e IM è metterci al tavolo e lavorare per pacificare l'azienda, perché così com'è in questo momento stiamo facendo danni a tutto e a tutti. Sulla questione universitaria è assolutamente evidente che Vicenza è un unicum nazionale da questo punto di vista, nel senso che è una città in cui stanno corsi di laurea di atenei diversi, anche di Venezia, e che sono raggruppati da una fondazione, come sapete bene, o meglio le attività sono coordinate da quindi è chiaro che per noi il fatto di avere un dialogo forte con quelle città, con i rettori di quelle università è importantissimo, quindi sì, è una delle cose su cui ha senso costruire un dialogo. Qualcun altro? Visto che ci siamo, il Presidente della provincia, anche la provincia è un interlocutore, no? Il Presidente della provincia nasce da una votazione un po' trasversale, no? E nasce oggettivamente da una discordia tra una parte del centrodestra e un'altra parte con il Partito Democratico, che ha fatto un po' l'ago della bilancia, per cui
usando un termine forte, l'attuale presidente della provincia, anche non essendo di sinistra, però è anche espressione del PD locale. Questo fatto può aiutare nella collaborazione con la provincia o è irrilevante? Vale un po' lo stesso discorso che insegna IEM, cioè penso che un bravo sindaco debba saper dialogare con la provincia di centro del capoluogo, qualsiasi sia il colore. Ovviamente l'ambizione che ci diamo noi, se dovessimo vincere, è di dialogare bene col Presidente della provincia, anche perché, ve lo ricordate tutti, quell'elezione nasce dal tentativo di una forzatura politica, cioè di eleggere un Presidente della provincia politico in quel momento. Noi abbiamo sempre detto che per come oggi la legge sulle province, la provincia è la casa dei comuni e quindi è giusto che ci sia una provincia in cui sono tutti rappresentati, quindi in coerenza con questo pensiero chiaramente vedremo di lavorare bene con la provincia. Grazie. Perfetto.